raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Ski Challenge il 14, ragazzi. Siamo al parallelo di Natale a Monaco. E qua ho fatto un primo giro, cioè insomma una prima discesa un po' così. E ho fatto un tempo chiaramente disastroso. Quindi questa è una gara bonus, non è nelle 10 per fare punti bonus. E vediamo un po', insomma, qua chiaramente è una gara molto molto corta. Chi sbaglia meno vince, chiaramente. La vedo proprio così, proprio come uno slalom quasi. E niente ragazzi, adesso vediamo di fare dei tempi un attimino più decenti. E poi magari vediamo cioè, sarebbe bello portare a casa una medaglietta, ma la vedo molto. Ragazzi, molto. Aggiornamento, siamo all'ottavo posto con 0,48,9 raga. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' qua. No, ho sbagliato con la classifica totale. 15 backs indietro, anche Biggeddo in questo momento. Cuzzi e Vottorio al comando. Quindi veramente tutto il contrario di tutto. Questo è il bello, ragazzi, che tutti possono vincere alla fine. Vediamo un po' la cumendata. Chiaramente sono ancora in difficoltà, nel senso non riesco ancora a fare le linee perfette, anzi. Però pian pianino siamo a 9 decimi dal primo, con calma ce la possiamo anche fare. Siamo tutti attaccati, cioè proprio te la giochi al centesimo o al millesimo. Ok, questa è la prima parte. Mi sembra di aver fatto meglio la seconda comunque tra le due. Vai, come. L'importante è anticipare le curve e pregare. Devi sempre anticipare il tutto per non perdere velocità e andare alla grande. Infatti la seconda parte comunque l'ho fatta meglio rispetto alla prima, mi sembra. Vediamo. Sì, l'ho fatta molto meglio. Vai, come c'è margine per cercare di portare a casa sto primo podio comendiano. Vai ragazzi, allora è finito il parallelo di Natale a Monaco. Ha vinto un tedesco, fatalità, Boutinho. Secondo il Vada e terzo Cuzzi. Il commendatore ottavo, sono abbastanza soddisfatto. Biggeddo, The Bex e Marco Ba fuori dalla zona punti. Veramente una cosa incredibile. Incredibile. Qua eravamo tutti quanti 1,48. Fino al terzo posto era possibile tutto, ma nella parte, nella parte rossa andava alla grande. Nel percorso blu invece una merda. Adesso vediamo un po' l'albo d'oro, però è chiaro che purtroppo il medagliere ormai è andato, nel senso qua non riesco a prendere neanche un cazzo di bronzo, cioè sulle prossime a Bormio vediamo, però veramente le dura. Vai ragazzi, andiamo con il medagliere comendiano. Apolici 46, 2 ori, Marco Ba 1 oro, un argento, Biggeddo 1 oro, un bronzo, Boutinho 1 oro, Vada 3 argenti, che è un po' abbonato agli argenti, The Bex un argento, 2 bronzi, Andodone un bronzo, Cuzzi un bronzo. Classifica. Vada 78, Apo 62, Marco Ba 55, The Bex 52, Biggeddo 50, Andodone 26, Boutinho 25, Commendatore 24, Cuzzi 17, TV 16, Magri 16, Skirsoul 14, Flash 12, Vitto Cava 10, Vottorio 10, Alemac 9, Killer 8, Ermito Manga 6, Tombone 6, Tombaschi 4, Sticktoss 2, Giovane 9898 1, Jimmy Annelli 1 e la Terrori 1. Ok ragazzi, adesso quinta tappa, questa era una gara speciale bonus di Natale, Bormio, 50 tentativi, sole 2 ore. Vediamo, ma rifà la domenica, cioè domani, e raga, non arriva sta cazzo di medaglia comendiana, dai, fioi, cioè, date una mano a sto comendone, almeno un bronzetto comendiano. Raga, un saluto dal comendone veneziano, ciao! PS, complimenti al Vada che è in fuga in questa classifica, veramente bravo. Secondo me per la vittoria finale Biggeddo, Bex, Marco, Apo e Vade. Vediamo questo Boutinho che ha portato a casa l'oro nel parallelo di Natale. Raga, è veramente tutto. Un salutone dal comendone Stermark Tomba veneziano. Ciao!